Signor maresciallo, se ci volessero le canne ora stesso, poi ma la quella ride non state facendo numero apposta. Già che i signori stanno, c'è esaudito. E lei, signorina, muore che stesso. Quindi, constatato che la signora Lungo sente che vada allo scioffero, non vuole la galline, la quale deve scomparire, nonostante che il signor Pacifico dica di no. Lei ma fa un po', lei ma fa un po'. Se si va a pigliare la pratica rapalena, e se la scrive con poco, tanto, poi c'è un piedino. Signor Pacifico, tu, erano in onda che si morivano dei cani dei signori e questo si mette là. lei ha la fame con spiritoso. Lei ha la fame con spiritoso. Maresciallo, mio marito è sempre amico di tutti. Sono questi signori che hanno approfittato della bontà e della cortesia. E vuol dire aveva ragione? Sì. Scusate, di famiglia siamo tutta così, ti ricordi grazie. Per favore, si sta muta magari lei. Allora, la volevo fare. Confermiamo l'esposto o l'ho ritirato? Confermiamo. Wow! La moglie del paziente non può sopportare la puzza della gallina? È nobile! Ma quando stima Saloti, l'avessi visto una volta per razzista. A un esame la Saloti. Magari supposi che a lei tutto interessa. Tanto ci rimane nei dubbi. Sì, a Spisa, a Pavoni di vicina, con il carnefice degli assegni. Signor Pacifico, visto che i signori l'esposto non lo vogliono ritirare, lei che la risponde? Vende, signor maresciallo, E perché? che sono in locale. Perché ogni volta che prendiamo la stessa discorsa, siamo sempre là, punto e da capo. Esposto o non esposto, signor maresciallo, se il signore non leva le cani, io non le magazzino. Oppure, d'oggi in poi, le loro cani non sanno manco a spongiare lo mosso vicino alla mia mano. O se no, quando è verifica mi chiamo Francesco Pacifico, stavo, ma cazzo faccio un partire. Non mai fanno un portiere. Non strozzi, non mi fanno nuova così. Faccio partire, di più che se la sua e sai, e come finisce venire. Tu lo vuoi prendere? Sì, va bene. Signor Pacifico, io mi posso metà senza sottoposizione. Ma se i signori continuano e legge, non ci posso fare niente. Certo, quasi quasi non avessi una ragione. Lei va bene. Se no quando è vero che in casa faccio malasciato, stasera io non ci va, perché non faccio? Ah, come l'hai sfondato! Un uomo maresciallo! Bello, forte, deciso! E sta seduta magari lei 10 minuti. Se vuole! Se vuole! Avanti! Portami al rubichino là. Ma che sto tempo? Signorina, un po' demostrato. Volevo trovare un punto d'accordo. Confermiamo l'esposto o il retirato?